It's Mr. 305 checking in for the remix. You know they had that 75 Street Brazil. Well, this year's gonna be called Calle Ocho. Que hola gata, que hola omega. And this how we gonna do it. Dale! 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. I know you want me. You know I want you. I know you want me. Amiche di Mister Topolini, vi presento questo, devo dire, notevole aspirante al titolo, il numero 33. Nome? Andrea Salvador. Andrea è un ragazzo che in realtà non è stato punto da un alveare, ma è proprio palestrato di suo, vero? Sì. Allora, cosa fai di bello nella vita? Studio, sto facendo l'ultimo anno all'Istituto Tecnico Commerciale Carli, quindi ho l'esame in questo periodo e faccio palestra 3 volte a settimana, ma niente di particolare. Ho capito. Senti, come sta andando l'esame? Ma bene, direi bene, la prima prova è andata bene e anche la seconda, pur essendo più difficile, è andata bene. Tra l'altro tu c'hai anche la faccia da bravo ragazzo. È vero, me lo dicono in tanti. È un bravo ragazzo, quindi tra l'altro anche palestrato. Quante ore dedichi al fisico durante la settimana o al giorno? Ma no, vabbè, 3 volte alla settimana vado in palestra, 2 volte alla settimana se ho tempo vado a correre, ma insomma con la calma, Con la calma. niente di eccessivo, dai. Ho capito, va bene, insomma, complimenti. Allora, ben arrivato a Mister Topolini. Sogno nel cassetto, se ce n'hai uno. Ma innanzitutto finire bene la scuola, quindi prendere un buon punteggio all'esame e poi entrare nel mondo del lavoro, insomma far carriera, ecco, avere una carriera Brillante. Sì. Bene, bravo ragazzo. Sei fidanzato? Sì, c'è la mia ragazza lì tra l'altro. Quindi mi dispiace aspirante alle nostre miss, però mi è già fidanzato, va bene. Ben arrivato a Mister Topolini, quella è la telecamera, per te la possibilità di salutare e dire tutto ciò che vuoi. Saluto i miei amici e la mia ragazza che appunto è lì in fondo, che fra poco farà anche lei l'intervista. In bocca al lupo. Crepi. You want me.